Malghe e casere di primavera. La via più semplice per raggiungere le due malghe è quella di partire direttamente dal passo Monte Croce in Comelico e seguire le prime indicazioni per l'Alpe di Nemes, per poi proseguire sul sentiero 149 e la neve quest'anno non dà tregua. E dopo Malga Coltrondo proseguo questo mio anello in direzione di Alpe di Nemes. Lascio così l'Alto Comelico e mi addentro all'interno delle Dolomiti di Sesto. E questo è un periodo di stagione che non facilita molto il cammino, per cui nel pieno del disgelo acqua dappertutto. Per adesso scendo all'Alpe di Nemes, anche perché il tempo sta decisamente cambiando. Ed ecco l'Alpe di Nemes. Dal passo Monte Croce a Casera Coltrondo e da Casera Coltrondo all'Alpe di Nemes. Hütte. Ci si trova già a primavera inoltrata, perché per essere il 29 di maggio, insomma, siamo a qualcosa come un mese, forse anche meno, all'inizio della stagione estiva. Durante quasi tutto il percorso, anche prima di arrivare all'Alpe di Nemes, parecchi acquitrini, molto fango, torrenti che scendono dalla Val Lorera, insomma, diciamo che una serie di situazioni, una serie di conseguenze dovute ovviamente a questa natura che ha reso questa mia giornata, come ho detto, veramente tosta. Però insomma il tempo ha tenuto bene, qualche gocciolina di pioggia all'Alpe di Nemes, però per il resto è andata così.